siamo tutti addolorati per questa cosa, per lei prima di tutto, per Serena, perché la sua vita sia stroncata così, senza spiegazioni per adesso. Siamo addolorati per il suo compagno Matteo, che io conosco anche lei, ho conosciuto la famiglia per il battesimo appunto del bambino. Le parole del parroco del Duomo riassumono il sentimento dell'intera comunità sotto shock per una tragedia al momento senza spiegazione, una vita spezzata, quella di Serena, ricordata come solare e abituata al contatto con le persone, clienti della farmacia che passano in queste ore a portare un saluto. Ma il pensiero va a Matteo, il compagno, gestore del pub Ai Dogatti, cui il parroco ha subito voluto testimoniare la sua vicinanza portando parole di conforto. Mi sono sentito con Matteo, dico che l'ho visto consapevole, responsabile, preoccupato per il bambino, oltre che per aver perso, ecco, improvvisamente Serena. Ha detto cercheremo di reagire come possiamo e anche con l'aiuto di persone che ci vogliono bene. Ecco, io ho già celebrato ieri sera per lei, che il Signore veda lui, la prenda, la porti con sé, ecco, e la vita nostra non finisca per terra ma finisca in cielo.